Samuele Muglia, 5 reti delle 9 realizzate dalla CGC, capocannoniere con 32 reti di questo campionato. Complimenti perché stasera hai fatto qualche gol alla Muglia, davvero belli, insomma. Sì, dopo un inizio un po' sulle gambe da parte mia, ma credo un po' di tutta la squadra. I primi 3-4 minuti eravamo un po' sottotono, poi ci siamo sbloccati con un gran gol di Liam e dopo, quando ho trovato io il raddoppio e poi il 3-0, ci siamo completamente sbloccati di gambe, di testa, e da lì dopo si è aperta la partita. Dopo il secondo tempo stavamo molto bene, anche io personalmente, quindi loro si sono un po' aperti, sono un po' sfaldati e noi siamo un po' entrati come il burro. Poi dopo la qualità sotto porta è venuta fuori, molto felice di questi gol, di questi 3 punti fondamentali che ci danno una grande carica per arrivare al meglio alle finali di Coppa Italia. Ecco, mi hai anticipato la domanda, dico la testa deve essere questa, no? Diciamo, il centro giovane ha capito come bisogna stare in pista, come bisogna, dico, concentrarsi fin dal primo momento senza subire che magari bruciarsi, no? Come è successo in qualche partita, perché diversamente a quest'ora i margini di vantaggio potevano essere sicuramente di più, però avete trovato la strada giusta che è quella verso la 1 e noi speriamo che la centriate, insomma, con Sì, tutti gli scongiuri del caso, insomma. certo, ora logicamente non possiamo più nasconderci, abbiamo 6 punti credo dalle dirette concorrenti, o almeno 3 con una partita a meno, e quindi non possiamo nasconderci. Ora ci concentriamo sulla Coppa Italia, convinti di andare là e poterla vincere, lavoreremo bene in settimana e poi dopo ritorneremo al campionato e al nostro primario obiettivo, che è quello di tornare in A1. Almeno così la porti qui e la coppa e ce la fai vedere. Grazie, in bocca al lupo.